La riqualificazione della fontana di Piazza Martiri di Belfiore per Casugana è la ciliegina sulla torta, ma a Santa Maria del Rovere, il cui centro è stato riammodernato grazie al bando periferie, mentre i fondi PNRR stanno permettendo il recupero dell'ex caserma Salsa, sono in arrivo altre novità. Le annuncia il sindaco Mario Conte a margine del taglio del nastro dell'intervento da 130.000 euro. La prima riguarda la scuola primaria Pascoli, destinata alla chiusura, che non resterà però un contenitore vuoto. Tornerà ad essere scuola, siamo in fase di definizione di un progetto importante e quindi adesso vi posso solo anticipare che quell'immobile resterà scuola e molto presto riaprirà. E questo in una riorganizzazione complessiva dei plessi comunali alla luce del drastico calo demografico. Una rivoluzione attende i passeggi di Viale Vittorio Veneto, dove verranno risolti i problemi di convivenza tra pedoni e ciclisti. Stiamo lavorando su un primo stralcio per la risagomatura dei canali che, come avete visto, sono presi in condizioni pietose. In quell'occasione, quando andremo a risagomare i canali, toglieremo anche la promiscuità realizzando molto probabilmente 2 piste ciclabili monodirezionali, una per parte, ma non promiscue ai passeggi. E questo sfruttando la famosa e contestata pista firmata Giancarlo Gentilini a ridosso della carreggiata. Togliendo lo scalino e creando una pista ciclabile divisa dalla carreggiata ma in sicurezza. La riqualificazione dell'ex caserma Salsa, in cui si insedieranno Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, darà un input al quartiere anche in termini di sicurezza, continua il sindaco. Da dipanare c'è ancora tutto il tema viabilità. Quanto alla fontana in piazza, quasi 100 metri quadrati di superficie, il recupero ha puntato alla valorizzazione dell'originale. Abbiamo riimpermeabilizzato la fontana, l'abbiamo pulita. Abbiamo rifatto tutti gli impianti idraulici, idrici, luminosi, è una fontana imponente, importante. Riteniamo che sia l'identità di questo quartiere, un'icona, un luogo rappresentativo, un simbolo rappresentativo di questo quartiere e tutti i cittadini di Santa Maria del Rovere sono affezionati a questa fontana.